In questo numero, in promozione, esordio con cinquina per il Caorle La Salute. Giulia Forza 4 in prima categoria. Mister Massimo Marzola e le speranze della sua Fossaltese. Il Gruaro riparte dai giovani. Villanova e il Coerbe Coaching. Siamo stati a vedere come si è ristrutturato il settore giovanile del comitato Villanova Giussago Lugugnana. Dopo la parentesi del calcio d'agosto, a volte più parlato che giocato, adesso si incomincia a far sul serio. Domenica per i campionati dilettantistici veneti dall'eccellenza alla seconda categoria è andata in scena la prima giornata, ovunque caratterizzata da copiose precipitazioni e da campi pesanti. Una settimana che ha già fatto registrare un colpo di scena a Conegliano in promozione, dove è stato esonerato mister Massimo Colombo, sostituito dal portoguarese Sante Bernardo lo scorso anno sulla panchina del Tolmezzo in eccellenza friulana, un esonero del tutto a sorpresa considerata la vittoria sul 90 di domenica scorsa. Intanto il torneo d'eccellenza ha già visto l'inattesa caduta interna del San Donà con il neopromosso Vittorio Veneto, sconfitta di misura contando da recriminare su alcune decisioni arbitrali, ma a conti fatti la prestazione si è dimostrata al di sotto delle attese per una squadra che intende dire una parola importante in questo campionato. Ilia Piavi invece ha rotto subito il ghiaccio imponendosi contro una delle regine dello scorso torneo, quel San Giorgio Sedico, caduto solamente addirittura d'arrivo dopo un interminabile testa a testa con la Liventina. Per il resto la giornata del massimo torneo dilettantistico veneto ha rispettato le attese. Anche la promozione ha rispecchiato i pronostici della vigilia. Portomansuè e Treviso, sulla carta le due corazzate del torneo, hanno vinto e convinto in trasferta rispettivamente ad Oderzo e a Bedelago. Bene anche il Portogruaro che ha espugnato all'esordio il campo della neopromossa milanese, mentre il Caorle La Salute ha travolto l'Union Sile, festeggiando così nel migliore dei modi il nuovo corso del calcio sul litorale adriatico. Confermo, sono molto contento del risultato di domenica e soprattutto sono contento della prestazione perché le condizioni climatiche e del campo non erano facili, perché è piovuto molto, il campo è rallentato, anche se devo dire che comunque ha tenuto molto bene sulla pioggia, ci ha permesso anche per certi versi di esprimere il nostro gioco, i fraseggi che noi amiamo, il gioco che ci piace fare, quindi complessivamente sono molto soddisfatto della prestazione di domenica. Avete avuto un approccio veramente devastante. Sì, confermo anche questo, ho chiesto ai ragazzi già nello spogliatoio per una serie di motivazioni, insomma, come prima gara con il nuovo sodalizio, come prima gara di fronte al nostro bellissimo pubblico, ma anche molta gente diversa che era curiosa di vedere questa nuova squadra proveniente anche da Caorle, e soprattutto ho cercato di stimolarli per il fatto che è successo al nostro compagno Caggiano 2 giorni prima, di stimolarli per poter alla fine tirare fuori qualcosa in più per poter dedicare anche la vittoria a lui, e l'hanno fatto in modo eccezionale, devo dire. Senti, unione delle forze, sicuramente ci sono tutte le premesse per creare un qualcosa di veramente, veramente importante. Io devo dire che per quanto riguarda il mio pensiero sono molto contento di questa unione delle forze, sono molto contento di questa nuova società creata perché ha dei margini di crescita e dei margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista molto grandi, sia dal punto di vista degli investimenti che dei bimbi, che del settore giovanile, che del territorio, insomma si può veramente far nascere e sviluppare e far crescere una realtà che nel corso degli anni può diventare un riferimento per il territorio, è veramente una bella realtà sotto tutti i punti di vista. Lo abbiamo magari anche già detto nelle precedenti interviste, quest'anno nonostante diciamo, la fusione che è avvenuta un po' forse troppo tardi, gli obiettivi probabilmente non saranno quelli della promozione immediata. No, non abbiamo questo come obiettivo perché vogliamo anche essere umili e soprattutto siamo realisti. Ci sono 2 o 3 società in questo momento nel nostro campionato di promozione che faranno campionato a parte, perché per investimenti, per tradizione, per blasone, per la piazza che hanno, non c'è nessuno secondo me delle altre squadre che può competere. Sto parlando del Portomansuè, dello Pitergina e del Treviso, insomma sono 3 realtà che hanno allestito 3 squadre di livello superiore
che faranno campionato a parte e si giocheranno il campionato. Quindi, per rispondere alla domanda, dico che noi non abbiamo la presunzione di poter lottare e di essere a livello di queste realtà, però vogliamo fare un bel campionato, migliore dell'anno scorso, crescere e mettere le basi, eventualmente per la prossima stagione provare a fare qualcosa di più importante. Hai parlato di settore giovanile, e come cambierà, come è cambiato il settore giovanile, l'organizzazione con questa unione delle forze? Beh, il settore giovanile sicuramente è cambiato in meglio, non solo come qualità dei ragazzi, ma soprattutto numericamente. Abbiamo unito le due realtà, abbiamo raddoppiato, se non addirittura triplicato, il numero dei ragazzi, quindi dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista della qualità delle rose, sicuramente c'è una base di partenza molto importante. Noi adesso vogliamo cominciare a capire cosa abbiamo per le mani, dobbiamo avere del tempo per organizzarci, perché questo sarà anche un po' un periodo di transizione per poter organizzare al meglio tutte le squadre, i metodi di lavoro, gli allenatori, quello che abbiamo cominciato a portare avanti l'anno scorso qui alla Salute, e quindi con questa nuova realtà Città di Caorle e la Salute ci sono tutte le premesse per avere un settore giovanile molto importante qui sul territorio. In prima categoria le maggiori accreditate appaiono Fossalta Piave e Zero Branco, che per uno scherzo del destino e il calendario li ha volute affrontarsi proprio in apertura di campionato e finite con un pareggio sul risultato ad occhiali che tutto sommato accontenta entrambe. Tante ambizioni anche per la Giulia Sagittaria. La prima della nuova stagione è stata a dir poco scoppiettante, 4-1 al neopromosso Treporti e morale sempre più in alto dopo anche le confortanti prestazioni di Coppa Veneto. Meglio di così non potevamo cominciare, siamo soddisfatti dell'inizio della stagione con le 2 partite di Coppa con 2 vittorie e la prima di campionato. Sicuramente ci fa ben sperare per il futuro e penso sia la miglior medicina per lavorare durante la settimana e preparare le partite a partire da domenica prossima. Sì. Sappiamo che quest'anno deve essere un'annata con particolari ambizioni. Sì, diciamo che intanto vogliamo migliorare la classifica dell'anno scorso e vogliamo entrare sulla zona playoff sicuramente, perché la squadra è stata costruita per questo, e poi il cammino è lungo, le partite sono tante, il campionato è difficile, perché secondo me è molto difficile, ci sono parecchie squadre attrezzate e vedremo sicuramente, noi ci faremo trovare pronti sicuramente. Sulla carta le rivali più accreditate quali dovrebbero essere? Ma sulla carta sento parlare molto bene del Fossalta di Piave, sento parlare molto bene di squadre trevisane, sento parlare molto bene dello Zero Branco, sì, ecco, e penso siano queste, poi vedremo, perché sulla carta è sempre difficile dare dei giudizi, vedremo sul campo e poi a dicembre trarremo delle conclusioni. Abbiamo un anno di lavoro alle spalle con un gruppo già affiatato, un gruppo che ha un anno di esperienza, un gruppo che sa cosa voglio, soprattutto in campo ma non solo, di conseguenza partiamo avvantaggiati da questo punto di vista. I nuovi che sono arrivati ho visto che si sono amalgamati molto bene, si sono integrati benissimo e ci potranno dare quel qualcosa in più per cercare di migliorare sicuramente la posizione dell'anno scorso, come ripeto, e provare a puntare a qualcosa di più. Ecco. Parlando un po' di quel che è stata la partita di domenica scorsa, è stato anche un po' difficile giocare su un campo che in effetti era pesantissimo. Sì, è stato difficile perché comunque siamo una squadra tecnica e privilegiamo il gioco palla a terra, di conseguenza c'è difficile giocare su campi del genere, però i ragazzi sono stati veramente bravi, hanno approcciato benissimo la partita come avevo chiesto dai primi minuti e penso abbiano fatto veramente una gran partita sotto tutti i punti di vista. Poi c'è stato un po' di rilassamento verso la fine, ci può stare, ci lavoreremo sopra, perché sono cose che comunque non mi piacciono, però va bene, non posso non dirmi soddisfatto di un 4-1. Il campo era difficile per noi, era difficile per loro, però la qualità probabilmente diversa si è vista e abbiamo meritato questa vittoria sicuramente. Prossimo incontro? Prossimo incontro andiamo sul campo del Sant'Elena, una partita difficile perché ce li ricordiamo dell'anno scorso, è una squadra molto ostica, mi dicono comunque costruita per stare sulle prime posizioni. Sarà un bel test sicuramente, sempre che la pioggia permetta, però sono convinto che sarà una bella battaglia e voglio vedere i miei ragazzi come risponderanno.
Il Bibbione invece è caduto sul campo di Casale, sconfitta piuttosto netta per i litoranei che li mette subito davanti alla realtà della categoria superiore. Domenica arriva il Badoere ed in un certo qual modo, anche se siamo solo all'inizio, è già tempo d'esami per la squadra di mister Billy Pittana. L'esordio non ha sorriso neanche al Ponte Crepaldo, uscito sconfitto di misura in quel di Paese. La Fossaltese invece è stata la più bella sorpresa della giornata. I biancoverdi hanno impattato per 1-1 contro il Postioma, risultato che in questo complicato avvio di stagione è tutto a oro colato. Sì, è un punto meritato perché alla fine devo dire che i ragazzi sono impegnati, hanno dato il massimo e sì, non conosciamo molto bene le squadre avversarie, sapevamo che questa squadra avevano avuto anche loro dei problemi societari così, però si è dimostrata una squadra con molta qualità, soprattutto in mezzo e davanti. Comunque l'abbiamo affrontata nella maniera giusta, siamo riusciti a portare a casa un bel punto e questo ci dà anche morale e anche uno spirito giusto per continuare l'avventura in maniera anche abbastanza più volenterosa, perché si allenano anche in maniera diversa i ragazzi, insomma. Visto i risultati un po' negativi della Coppa, ma quello era, ne abbiamo già parlato, era messo anche abbastanza in preventivo. Adesso il campionato dobbiamo lottare partita su partita e con la voglia che abbiamo fatto domenica, insomma, che ha avuto domenica i ragazzi. Infatti non conoscete gli avversari, ma tutto sommato non conoscete nemmeno il valore di voi stessi, perché insomma è una squadra che è stata costruita proprio all'ultimo istante. Sì, questo forse ci porta anche a essere più spensierati, non avere paura dell'avversario e andare in campo anche con molta serenità. Visto che i ragazzi, soprattutto domenica, hanno messo un impegno massimale, io mi auguro che sia l'impegno che devono mettersi tutte le domeniche. Dopo dell'avversario, se sono più bravi, meno bravi, non sappiamo e dopo vedremo finito le partite, insomma, se sono più bravi vincono lo stesso, insomma, non è quello il discorso. L'importante è che la Fossaltese dia sempre il massimo per portare a casa dei risultati positivi. Senti, un'avventura, è inutile negarcelo, ardua per quanto ti riguarda, che cosa ti ha spinto ad accettare appunto questa proposta della Fossaltese? Allora, io ho fatto 2 anni da secondo lì a Portogruaro, dove mi sono trovato bene. Poi quest'anno avevo deciso di non avere più questo incarico, di aspettare magari se veniva qualche squadra. È venuta la Fossaltese il 10 di agosto 11 e con Alessandro Trevisan che mi ha dato motivazione così. Alla fine mi sono messo un po' in gioco, insomma, ecco, so che c'era una squadra tutta da costruire. È una sfida personale, ho anche una certa esperienza, perciò non mi spaventa nulla. So che i ragazzi mi ascoltano e questo, soprattutto quelli tutti, perché sono tutti arrivati, diciamo, e questa è una cosa molto positiva. Adesso speriamo appunto di continuare questa avventura nel miglior modo possibile e poi vedremo. Diciamo che forse ti era capitato già di subentrare a stagione in corso, ma però raramente ti è capitato proprio di prendere in mano una squadra che proprio doveva essere completamente rifondata. Sì, diciamo che dove ho sempre allenato io, le squadre bene o male le ho anche fatte io insieme ai direttori sportivi e alle società, conoscendo tanti giocatori che magari mi sono portato dietro anche per anni. Qui effettivamente è il primo anno che mi trovo ad allenare una squadra fatta all'ultimo momento, una squadra fatta di giovani, molto giovani, e questo forse è la motivazione e lo spirito che mi ha detto che dovevo allenare la Fossaltese. Poi vedremo, insomma, ecco. Avresti dovuto decidere tu, avresti comunque rinunciato alla promozione? Boh, questa è un po' una scelta che doveva fare la Fossaltese, probabilmente rimanendo in promozione, ma coi sei coi ma non si mangia, si dice, rimanendo in promozione poteva avere un'ossatura diversa sia per quanto riguarda la prima squadra e il settore giovanile magari non smobilitarlo così. Però sappiamo che nel calcio bisogna vivere alla giornata, soprattutto nelle squadre dilettantistiche. La Fossaltese ha fatto questa scelta ed è giusto che sia partita dalla prima categoria. Dispiace un po' per il settore giovanile che è un po' sfuggito di mano, però va bene così, insomma, ha tutto il tempo per ricreare tutto di nuovo, insomma. Venendo alla seconda categoria, quanto era stato pronosticato alla vigilia si è concretizzato. Jesola e Musili hanno mostrato subito i muscoli, Savanino e Razzurri abbiano offerto una prestazione non all'altezza dei nomi che compongono l'organico.
L'altra accreditata al salto di categoria, il Permaggiore, non è invece scesa in campo, fermata dall'impraticabilità del terreno della Giusseghese. Larghi successi in trasferta per San Stino a Sindacale e la San Giorgese a Villanova, esordio positivo anche del Gainiga con il Lugugnana e dell'Anonese con il Gruaro. Sì, quest'anno abbiamo fatto un progetto con i ragazzi giovani. Sicuramente abbiamo pagato un attimino lo scotto per quanto riguarda la prima partita, anche se comunque nelle partite di Coppa avevo comunque visto dei segnali positivi. Probabilmente la prima partita di campionato ha un po' condizionato i ragazzi, non dimentichiamoci che partiamo quasi sempre con 5 o 6 ragazzi del 99 in rosa, ma non è sicuramente una scusante, questo noi lo sapevamo. Abbiamo deciso con la società e con il gruppo dei miei collaboratori di affrontare comunque questo campionato che sicuramente, visto i derby, sarà molto avvincente. Come ho detto in precedenza anche ai ragazzi, prima i ragazzi riusciranno a maturare, prima potremo raggiungere anche dei risultati. Ci sono delle buone prospettive, certo che domenica con un po' più di attenzione e un po' più di cattiveria calcistica sicuramente non abbiamo perso questa partita, però ci sta, ne prendiamo atto e lavoriamo per crescere sicuramente. Diciamo tanti giovani che sono frutto di un processo di crescita di una squadra iniziata praticamente dai pulcini e cresciuti anno dopo anno. Sì, io ho preso questa squadra qua 3 anni fa facendo gli allievi e vincendo il campionato primo anno. È un gruppo che si è amalgamato con dei ragazzi che venivano da fuori, con un gruppo già presente qui a Gruaro. Abbiamo raggiunto dei risultati veramente ottimi secondo me per il settore giovanile e abbiamo deciso comunque con la società e anche per volontà dei ragazzi stessi di comunque rimanere assieme e continuare anche in questa prima squadra qua. Non è un percorso sicuramente facile perché la seconda categoria è una categoria importante e ci vuole anche un po' di esperienza e quant'altro, per cui io mi auguro comunque che i ragazzi mi diano una situazione che mi hanno dato anche a livello giovanile. Le capacità secondo me tecniche ci sono, bisogna crescere dal punto di vista della personalità e della fisicità soprattutto. Guardando un po' a quest'estate, forse per quanto riguarda la vostra campagna acquisti, il vostro mercato, ha pesato sicuramente un ripescaggio avvenuto proprio negli ultimi giorni. Sì, questo è vero, non la tengo come una scusante perché, ripeto, noi avevamo già un gruppo comunque di 15-16 giocatori, avevamo bisogno sicuramente dopo la retrocessione dello scorso anno di alcuni giocatori di categoria, tra virgolette, da mettere assieme a questi ragazzi qua. E fino praticamente a fine luglio, quando poi c'è stata l'ufficialità del ripescaggio, noi non sapevamo ancora che categoria andammo a fare. E questo ha pesato perché essendoci tutti questi ripescaggi nella zona nostra, tutti i ragazzi erano comunque intenzionati a fare perlomeno la seconda categoria e quindi venire a giocare a Gruaro in terza per molti era un passo indietro e ci hanno rifiutato le nostre proposte. Ci sta, noi adesso ripartiamo, ripeto, con questo gruppo qua. Un'ossatura tra virgolette di 5-6 giocatori dello scorso anno è rimasta, pesa comunque la squalifica del nostro capitano, il nostro uomo di esperienza che dovrà scontare ancora 6 giornate di squalifica e si è visto anche domenica che ci mancava. Questo però, ripeto, non deve essere una scusante, noi eravamo consapevoli di quello che andavamo a fare, del nostro lavoro. Sono comunque fiducioso e spero che i ragazzi continuino a lavorare come stanno lavorando fino adesso, per cui spero che in futuro ci sia un po' più di amalgama da parte dei due gruppi, perché non dimentichiamo, ripeto, che c'erano 15 ragazzi, 12 del 99 che sono amalgamati con 6-7 ragazzi della prima squadra e anche a livello proprio di stare in campo e quant'altro bisogna lavorare parecchio. D'altro canto, guardando anche alla terza categoria, sarebbe stato un assurdo farla, visto che ci sono trasferte impossibili quasi. Sì, effettivamente io poi, parlando anche in società e con i miei collaboratori, è stato deciso comunque di mantenere la richiesta di ripescaggio perché non sapevamo ancora quante squadre ci fossero in terza categoria. Effettivamente poi andare a fare queste trasferte in categoria conviene anche a livello poi, diciamo, di società, di pubblico che viene a vedere le partite e comunque fare una seconda categoria dove ci sono praticamente ogni domenica c'è un derby e quindi sicuramente anche più allettante per i ragazzi stessi, perché poi, ripeto, qualche ragazzo che poi secondo me ci è rimasto, probabilmente se avessimo fatto terza non sarebbe rimasto, questo è ovvio, soprattutto di quelli più vecchi, perché hanno avuto sicuramente proposte più allettanti. E quindi sono convinto che comunque sarà un campionato difficile per noi, ripeto, perché andremo ad affrontare sicuramente squadre più attrezzate di noi.
però sono convinto che questi ragazzi qua hanno sempre lavorato con voglia e volontà, e vedo che anche quelli un po' più, tra virgolette, anziani, se vogliamo chiamare così, si stanno amalgamando bene e stanno lavorando sodo. Bene, allora grazie mister, abbiamo parlato di giovani e noi da Agruaro lanciamo il prossimo servizio che riguarda appunto come si sta riorganizzando il settore giovanile del comitato Villanova, Lugugnana e Giussago. Anno zero per il comitato giovanile composto da Villanova, Giussaghese e Lugugnana. Il rinnovo delle cariche ha portato Linfa Nuova ad un'unione che ha abbracciato diverse progettualità di lavoro rispetto al passato, ad incominciare dall'adesione al metodo Coerver, che costituisce un punto di partenza per lo sviluppo dell'intero movimento secondo metodologie fatte proprie anche da realtà professionistiche, diretta testimonianza della voglia di crescere. Avete abbracciato questo progetto del Coerver innanzitutto per che motivo? Ma innanzitutto perché crediamo che questa nostra affiliazione con la Cover ci dia la possibilità di far sì crescere i nostri ragazzi da un punto di vista calcistico, ma ci dia anche la possibilità di far crescere i nostri ragazzi anche da un punto di vista del carattere e di farli crescere come persone. Diciamo che per quanto vi riguarda è un anno zero. Sì, con quest'anno noi siamo subentrati alla vecchia dirigenza, siamo io appunto, Daniele Nardon della Polisportiva Giussaghese, Carlo Damiani che funge da segretario, e poi c'è il nostro baluardo che è il signor Sergio Trevisan, che appunto ci dà una mano nel collegare le varie società. Abbiamo preso questa eredità, anzi sono qui anche per ringraziare la precedente gestione che ha fatto sempre del suo meglio per portare avanti il nostro settore giovanile. Noi quest'anno, appunto, come dice lei, abbiamo rilevato, siamo a un punto zero, abbiamo cambiato completamente proprio la mentalità, la gestione delle persone e dei ragazzi. Appunto, attraverso la direzione tecnica di Massimo Mian vogliamo far sì che il nostro settore giovanile da oggi in poi cresca sempre con numeri sempre più importanti. Quest'anno quante squadre farete? Niente, incominciamo con le fasce basse, diciamo, dei piccoli amici e primi calci, per poi avere 2 squadre di pulcini, abbiamo una squadra di esordienti e una squadra di allievi. Tutte queste squadre sono, diciamo così, disseminate nei vari impianti sportivi nostri, che sono sempre quelli di Villanova, Giussago e Lugugnana, più anche nelle palestre nel periodo invernale per i piccoli. Ma che cos'è il Coerver Coaching nel dettaglio, metodologia d'allenamento della quale si sente sempre più parlare? Lo abbiamo chiesto a Luigi Tonetto, responsabile organizzativo del Coaching Sport Italia Nord-Est. Innanzitutto il nostro progetto mira allo sviluppo e soprattutto a puntare l'attenzione degli addetti ai lavori sul settore giovanile. La nostra metodologia, la metodologia che portiamo appunto nelle società con le quali collaboriamo, qui a Villanova l'unica per il Veneto orientale e poi in tutto il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, è una metodologia che nasce negli anni 70 nell'Ajax, che punta principalmente allo sviluppo dell'individuo, l'individuo inteso come un'unità di una squadra chiaramente, e facendo leva sulle sue qualità e sviluppando le sue qualità tecniche e tattiche si migliora poi quello che è il contesto squadra. Si punta quindi al miglioramento e ad incentrare tutte quelle che sono le nostre attenzioni, le attenzioni dei tecnici che poi sono sul campo con i ragazzi, al singolo individuo, per svilupparlo e per fare in modo che sia una parte fondamentale ed importante della squadra di cui fa parte. Il nostro calcio, abbiamo avuto la riprova qualche sera fa durante la partita Italia-Spagna, ha bisogno di qualcosa di più, ha bisogno di qualcosa di più dal punto di vista individuale appunto, e la crescita non si può basare solamente sui centri federali, che sicuramente sono un'iniziativa molto utile portata avanti dalla federazione, ma la rivoluzione deve partire da tutte le società presenti sul territorio, e sono molto contento che in 4 anni che io lavoro in questo territorio le cose si stiano sempre via via espandendo di più e ci sia sempre più interesse riguardo a questa metodologia e soprattutto a queste metodiche incentrate sui piccoli, perché è da lì che bisogna partire. Molto probabilmente anche poi la scuola dovrebbe poter aiutare a fare qualche passo in avanti, ma se già in tanti si inizia a lavorare in questo percorso sviluppando il singolo, possiamo fare delle belle cose, ecco.